Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, la tragedia sulla 13, vediamo il titolo del mattino di Padova, Gioia è morta a pochi giorni dai 6 anni, il regalo era già pronto, l'auto del padre si è schiantata contro un tir in sosta, un'altra famiglia distrutta. Sentiamo i dettagli e le indagini su questo incidente nel servizio di Valentina Visentin. La Procura di Ferrara ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 13 tra i casali di Ferrara Nord e Ferrara Sud, costato la vita alla 49enne Maria Grazia Forgetta e alla figlia Gioia di appena 5 anni. Il marito al momento è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale, un atto dovuto per consentire il maggior numero di accertamenti. La Procura infatti ha disposto una perizia cinematica per ricostruire lo schianto, mentre non saranno effettuate le autopsie sul corpo di mamma e figlia. L'auto della famiglia, originaria di Caserta ma da 10 anni residente ad Abano Terme, stava viaggiando in direzione sud. Il cinquantenne alla guida si sarebbe accorto solo troppo tardi del camion fermo per i rallentamenti. Cercando di sterzare, l'auto si è schiantata prima contro il cassone del mezzo pesante e poi contro lo spartitraffico. Mamma e figlia sono morte sul colpo, il marito ha riportato ferite lievi. Un uomo e una famiglia distrutti. La piccola Gioia aveva appena iniziato la prima elementare. Per la settimana prossima era in programma la festa per i suoi 6 anni, ma la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tutti i conoscenti e i parenti. Agli insegnanti della scuola elementare De Amicis il difficile compito di spiegare ai compagni di Gioia la perdita della loro amica. Servizio di Valentina Visentin, passiamo ai migranti, ne stanno arrivando tanti in Veneto, le prime 2 famiglie arrivate a Cison del Grappa. Vedo in diretta Alex Giuliano con il sindaco di Valbrenta. A te Alex. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Parliamo di migranti in arrivo nel Bassanese perché ci sono novità importanti. Parliamo di accoglienza perché proprio qualche secondo fa, prima di collegarci in diretta, è arrivato un ulteriore aggiornamento. Fino a questa mattina erano 2 i nuclei familiari, 2 famiglie provenienti dall'Africa che insomma la comunità di Valbrenta, precisamente di Cismon del Grappa, era pronta ad accogliere. Adesso invece le famiglie diventano 3, si tratta di 6 adulti e 5 minori, dunque Valbrenta apre le braccia all'accoglienza dei migranti. Un comportamento, una linea che contraddistingue da sempre comunque la vallata. Sì, diciamo che è una linea che parte da lontano, nel senso che abbiamo sempre fatto accoglienza, l'abbiamo fatta con le prime ondate migratorie di qualche anno fa, l'abbiamo fatta con gli ucraini per gli ultimi fatti legati alla guerra e adesso, essendosi liberato questo appartamento, abbiamo dato la disponibilità alla prefettura. Ecco, verranno ospitati, mi corregga il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli, in un appartamento sopra l'ex municipio di Cismon del Grappa, ma la cosa da andare anche a discutere con il primo cittadino di Valbrenta interessa anche la politica, perché questa scelta di accogliere migranti rischia di incrinare, mutare o comunque cambiare un po' quello che è l'equilibrio politico dei sindaci qui nel Bassanese, che a più riprese hanno confermato invece una linea dura, un no all'accoglienza. Sì, non so se c'è una linea univoca da parte del Bassanese. Noi abbiamo sempre messo le persone davanti a qualsiasi cosa. Il tema politico è che sarebbe facile, diciamo, speculare su questa situazione, ma noi siamo stati convocati dalla prefettura, che è un organo del governo, che ci ha chiesto aiuto. Allora le alternative sono 2, o la creazione di hub, ma mi sembra che, voglio dire, anche il nostro presidente della regione abbia manifestato una contrarietà a quel tipo di soluzione, e visto che le persone sono presenti nel territorio, l'alternativa è l'accoglienza diffusa. Noi non facciamo battaglie politiche su questo, seguiamo, diciamo, quella che è sempre stata la nostra linea, diciamo, etica, che è legata anche al DNA di un territorio che ha visto tanti cittadini emigrare, ha avuto tante sofferenze, e quindi io credo che sia anche doveroso restituire
quello che è stato dato. Ovviamente anche noi mettiamo dei paletti perché non è diciamo un sì incondizionato, vogliamo garantire a chi viene delle condizioni dignitose e pretendiamo insomma che siano rispettate anche diciamo, le condizioni delle nostre comunità. Per quello, anche vista la localizzazione, abbiamo diciamo, negoziato con la prefettura la possibilità che arrivassero delle famiglie, perché in un contesto come quello credo che siano maggiormente gestibili e sia diciamo, più fattibile un processo di integrazione, e quindi dal dialogo è nata questa che dobbiamo trasformare in un'opportunità, diciamo un'opportunità che non è tra l'altro figlia esclusivamente di un'amministrazione comunale, perché prima di arrivare a questo avevamo avuto parecchie manifestazioni di disponibilità da parte delle parrocchie della zona, anche su sollecitazione del Vescovo, e che avevano anche manifestato la disponibilità a mettere a disposizione con l'intermediazione del Comune anche di locali delle parrocchie stesse. Allora, Asiago è pronta ad accogliere un minore, anche il Comune di Mussolente ha dato la disponibilità. In chiusura io chiederei al sindaco Luca Ferrazzoli, a questo punto dopo l'accoglienza bisogna pensare all'assistenza e all'inserimento sia lavorativo sia dei minori. Sì, credo che la vera sfida sia quella, perché un'accoglienza che non miri all'integrazione sarebbe diciamo, un fallimento per tutti, ovviamente se ve ne sono le condizioni. Quindi ci sono alcuni temi che saranno sul piatto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ovviamente c'è il tema di minori in età scolastica, e là diciamo dal punto di vista degli istituti sono già previsti insomma dei percorsi che possano mirare diciamo a un inserimento. Poi ovviamente quello che viene dato si pretende che venga restituito, nel senso che o attraverso attività sociali a vantaggio della comunità, o, e questo ovviamente è il sogno, attraverso la possibilità di una collocazione lavorativa in un posto di lavoro, credo che sia rispetto ai familiari l'altro passo importante. Ad esempio in quello che è avvenuto nell'accoglienza legata ai cittadini ucraini in parte è successo, e quindi confidiamo che questo percorso virtuoso possa riproporsi. Ovviamente non dipende solo da noi, ma noi faremo tutto il possibile perché le cose diciamo prendano questa strada. E allora riepiloghiamo in chiusura. 3 famiglie che arriveranno a Cismon del Grappa, quindi in Val Brenta, 6 adulti e 5 minori. Inizia dunque anche il Bassanese a mettere in pratica l'accoglienza che per il momento vede coinvolto appunto il comune di Val Brenta, lo ripetiamo, Mussolente e Asiago. Da Val Brenta è tutto, insieme al sindaco Luca Ferrazzoli noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molte Alex per l'aggiornamento, perché non si trattava di 2 ma di 3 famiglie, e anche in diversi comuni. Purtroppo la situazione, le trattative tra il governo italiano e l'Europa si complicano, come avevamo previsto l'altra sera a Focus, quando si è parlato di una svolta dell'Europa nella redistribuzione. Avevamo previsto che sarebbe stata l'ennesima presa per i fondelli, probabilmente così pare sia stato, perché vedete questo titolo, Piantedosi, il ministro degli interni Piantedosi, che dice: ciao Bruxelles, vediamo il titolo, ciao Bruxelles, l'Italia blocca l'intesa europea, scontro duro con Berlino. Il ministro lascia il Consiglio europeo prima della fine, salta l'ok al patto sui migranti, no di Roma alle richieste tedesche. Tra queste c'è anche quella di finanziare le ONG. Restiamo sempre sul versante dei migranti, perché c'è stata una visita ieri ad Oderzo, nell'ex caserma Zanusso, di europarlamentari dei 5 Stelle Pignedoli e Ferrara, e nell'ex Zanusso i migranti sono ancora nelle tendopoli dopo 8 anni. Vediamo il servizio di Rina Paronetto.
Quella che doveva essere una soluzione di emergenza si è trasformata in una sistemazione definitiva, eppure all'ex caserma Zanusso di Oderzo ci sono ancora le tendopoli. E questo sebbene nella struttura per richiedenti asilo ci siano oggi 260 ospiti contro una capienza massima di 180. Il modello Meloni non fa che alimentare caos e insicurezza, denunciano le europarlamentari del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli e Laura Ferrara al termine di un sopralluogo all'interno del centro di accoglienza di Piavon. Abbiamo visitato una struttura che doveva essere sostanzialmente provvisoria e 8 anni che è qui, quindi ci sono delle tensostrutture che chiaramente non sono adatte per periodi di permanenza lunghi e chiaramente sono molto caldi, per esempio d'estate. E poi in questo momento ci sono anche tante persone, visti i flussi che sono arrivati, per cui per esempio anche le strutture come i bagni o la scuola sono un po' in difficoltà. Però abbiamo visto anche tanta voglia di fare bene, nel senso che gli operatori stanno cercando di fare il possibile per integrare queste persone, per cercare di dar loro una possibilità e inserirli nel mercato del lavoro. Sono tendoni di plastica, vi invito a immaginare quali siano le condizioni. La proposta è quella di smantellare questa tensostruttura, individuare delle infrastrutture che possano accogliere i richiedenti asilo e riprendere un tipo di accoglienza diffusa che invece purtroppo è stata abbandonata, che è molto più idonea sia in termini di controlli sia in termini di inclusione sociale. In 8 anni l'ex Zanusso si è trasformato in una sorta di ghetto, denunciano i 5 Stelle, con i migranti esposti a molti rischi dal caporalato alla criminalità organizzata. Io vedo invece che il tessuto è pronto per accettare, il tessuto locale, il territorio locale, per accettare questi richiedenti asilo nell'ambito del lavoro, perché già c'è così, però bisognerebbe forse riconoscerlo e evidenziarlo un po' meglio, cosa che spesso la politica non vuole fare. Andiamo sui costi, sul carovita, perché ieri nel Consiglio dei Ministri il Governo ha annunciato delle misure anti-inflazione e soprattutto dei prezzi calmierati su tanti prodotti. È un accordo con catene di supermercati, con associazioni di imprenditori che hanno deciso di limitare, di abbassare i prezzi da qui a Natale. Andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin, perché i panificatori su 2 tipologie di pane hanno abbassato i prezzi. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, proprio così, perché anche la Federazione Nazionale Panificatori lancia quello che è stato definito il patto anti-inflazione per garantire l'immancabilità nel carrello della spesa di uno che è i prodotti tipici della nostra alimentazione, ovvero il pane, l'alimento forse più iconico, quello immancabile sulle tavole degli italiani. Ebbene, anche a Padova i panificatori si sono accordati e vogliono calmierare o comunque rendere, non ritoccare il prezzo su 2 tipologie di pane. Perché avete deciso? Ce lo spiega Carlo Quartesan, che è presidente dei panificatori Ascom di Padova. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Allora, noi ci siamo riuniti a livello nazionale, vogliamo dare una mano in questo momento per i consumatori di bloccare il prezzo almeno di 2 tipologie di pane fresco, bloccarne il prezzo fino alla fine anno. Non è una cosa da poco, perché se uno guarda già da stamattina, dal 1° di ottobre l'energia elettrica aumenterà del 18%, senza contare altre materie prime che stanno subendo dei forti aumenti. Però riconosciamo la difficoltà che stanno attraversando in questo periodo le famiglie e cerchiamo nel nostro piccolo di dare una mano e blocchiamo minimo 2 tipologie di pane di grande consumo e non tipologie di pane di alto costo fino al 31 di dicembre. Anche per voi comunque è un impegno, visto che parliamo appunto, come ha detto, dei costi della luce che aumenteranno anche del 18%, ma anche della materia prima stessa che è aumentata anche per voi. Sì, non sappiamo neanche dove andrà a finire il costo delle materie prime, però visto che mancano 3 mesi cerchiamo di limitare anche noi il costo del pane, che può aiutare, anche se di poco, ma può aiutare sempre a una famiglia a arrivare a fine mese, insomma.
Allora ringraziamo Carlo Quartesan. Questa l'iniziativa partirà dal 1° di ottobre fino al 31 dicembre, il prezzo bloccato per 2 tipologie di pane, tra i più acquistati, tra le tipologie più comuni di pane. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Valentina Visentini. Si sta parlando molto di questa manovra, una manovra leggera per mancanza di risorse, con la volontà del governo di aiutare imprese e famiglie, ma è una fase molto delicata perché la crescita si è fermata, siamo, alcuni dicono già, in recessione, il potere d'acquisto delle famiglie è quello che è, quindi anche questi sconti insomma, sono ovviamente dei vantaggi, ma certo non aiutano molti a sbarcare il lunario. Intanto aumentano invece gli stipendi dei sindaci, è anche giusto perché i sindaci da molti anni sono sempre stati sottopagati e sono aumenti considerevoli a partire dal 2024 per i comuni con meno di 10.000 abitanti. Gli stipendi andranno dai 2.200 ai 4.000 euro, invece alle stelle quelli dei primi cittadini di capoluoghi e città metropolitane. Sentiamo Edi Kaliman. È l'articolo 175 contenuto nella legge di bilancio 2022 firmata Mario Draghi a decretare gli aumenti di stipendio dei primi cittadini. Una misura volta per riconoscere soprattutto ai sindaci dei piccoli paesi l'impegno e la responsabilità di cui devono farsi carico. A far discutere però sono le indennità degli amministratori delle città metropolitane e con più di 5.000 abitanti. Tra questi anche il sindaco di Treviso, che vedrà il suo compenso quasi raddoppiare, raggiungendo circa i 10.000 euro al mese. Oggi amministrare un comune significa un'assunzione di responsabilità davvero importante, significa sacrificare la propria vita personale e la propria vita professionale. Io sono dell'idea che nessuno debba arricchirsi facendo politica, è altrettanto vero che soprattutto i sindaci dei piccoli comuni oggi si trovano in una situazione dove addirittura per servire la propria comunità ci rimettono. Un adeguamento scaglionato suddiviso in 3 anni e che nel 2024 arriverà al 100% della quota prevista dalla legge. Adeguamento che porterà primi cittadini di capoluoghi e città metropolitane alle stelle, ma che per i primi cittadini di paesi con meno di 10.000 abitanti andrà dai 2.200 ai 4.000 euro. Denaro che proviene direttamente dallo Stato e che non tocca i cittadini. Polemiche sterili le parole di Mario Conte, anche in qualità di presidente ANCI Veneto, che sottolinea l'adeguatezza di queste nuove indennità. I costi della politica che infastidiscono le comunità sono ben altri, non certamente quelli dei sindaci, che sono chiamati a svolgere un servizio 7 giorni su 7 H24 con delle responsabilità civili e penali importanti che gravano sulla testa dei sindaci. Oggi in regia Tony Esposito e Francesca Pezzo, e vediamo anche i costi della Pedemontana che sono lievitati, 360 milioni in più per la Pedemontana Veneta, e in regione l'opposizione va all'attacco. Si parla di 361 milioni di euro dovuti ai rincari a causa del ritardi del Covid e a causa della guerra in Ucraina. Ecco, quello che ci viene da dire subito è: se la SIS avesse rispettato il cronoprogramma della terza e ultima convenzione, i lavori sarebbero stati terminati prima e non saremmo entrati in questo periodo negativo. E quindi io credo che da parte della Regione non sia dovuto neanche un euro. Il Partito Democratico del Veneto va all'attacco dopo le ultime stime sui costi della superstrada Pedemontana Veneta in crescita di 361 milioni di euro, portando così a 2 miliardi 880 milioni l'ammontare dell'opera. Nel 2017, esattamente nel marzo del 2017, questa azienda privata ha usufruito da parte dell'amministrazione Zaia, dalla Regione Veneto, di 300 milioni di euro. Zanoni pone poi l'accento sul tema quanto mai dibattuto dei pedaggi. Si era impegnata a dare un'agevolazione, ovvero un'esenzione di pedaggio ai cittadini di ben 70 comuni che si ritrovano nel percorso e nei comuni limitrofi al percorso dei 94 km della superstrada Pedemontana Veneta. Ecco, questa esenzione del pedaggio
Nel tempo l'ha voluta togliere. In questo quadro io credo che sia veramente improponibile e ricevibile la richiesta di ulteriori 361 milioni di euro. Zaia faccia valere l'interesse pubblico perché, aggiunge Zanoni, da diversi anni evita di applicare le penali per il ritardo accumulato nella realizzazione dell'opera e inoltre non si fa restituire i 20 milioni di euro di IVA non dovuta. 2 azioni che è la Corte dei Conti di Venezia a richiedere. Mi auguro, conclude Zanoni, che la Regione non dia un euro in più. Vorrei essere ottimista, ma se guardo alla storia recente e a come quella convenzione non è mai stata applicata a favore dei cittadini e dei contribuenti veneti, mi viene da dire che la Regione potrebbe fare delle concessioni che io credo non dovrebbe assolutamente mai fare. E c'è Maretta all'interno del governo ancora sulle infrastrutture perché Salvini, vice premier Salvini, insiste per la costruzione del ponte sullo Stretto. Giorgia Meloni ritiene che le risorse non siano sufficienti. Sentiamo cosa ha detto vice premier e ministro per le infrastrutture. L'obiettivo è garantire la copertura necessaria totale per tutte le opere, non solo ponte, strade, autostrade, ferrovie, scuole, centri culturali, parchi in Sicilia e in Calabria per una cifra non superiore ai 12 miliardi, spalmata nei prossimi 15 anni. Quindi in questa legge di bilancio quanto ci sarà secondo lei? Stanno facendo i calcoli adesso, lo vedrete a breve, domani arriva la NADEF in Consiglio dei Ministri, ma il mio obiettivo è garantire tutta la copertura per tutto l'arco degli anni, cioè non mettere un tot ogni anno, visto che si fa perché serve, perché è un'opera fondamentale, è giusta dal punto di vista economico, ambientale, sociale, infrastrutturale, culturale, bisogna garantire la copertura dall'inizio alla fine con l'impegno, e sono contento perché sono uscito adesso dal Consiglio di amministrazione, del cronoprogramma che sta seguendo tutte le tappe previste, quindi l'impegno di aprire i cantieri veri sulle 2 sponde estate 2024 è un impegno che in questo momento siamo assolutamente in grado di mantenere. Unire milioni di italiani al resto del continente, a Roma, a Milano, a Berlino e a Stoccolma, è un diritto di questi milioni di italiani e quindi non so perché non si sia fatto nei 50 anni precedenti. Il mio obiettivo è di farlo durante questa legislatura con questo governo. Questo era Matteo Salvini. Torniamo alla cronaca qui in Veneto, la cronaca nera, condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenze sessuali aggravate su minori e pedopornografia. La polizia arresta un ricercato vicentino e denuncia la compagna per favoreggiamento. Sentiamo Luisa Bertini. Era ricercato per scontare una condanna definitiva per violenza su minori e detenzione di materiale pedopornografico. Si nascondeva a Vicenza e la sua compagna ha tentato di nasconderlo agli agenti che lo cercavano, venendo denunciata per favoreggiamento. L'episodio è avvenuto ieri ed è stato reso noto oggi dalla questura berica. L'uomo di 62 anni era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia per la sentenza definitiva a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Giunti all'alba all'appartamento dove viveva assieme alla compagna, dopo accertamenti e ricerche, gli agenti della squadra mobile si sono presentati alla porta di casa, certi che si trovasse lì. La donna, dopo aver aperto la porta, ha dapprima affermato di non conoscerlo, poi ha cambiato versione quando gli agenti le hanno esibito il contratto di affitto firmato da entrambi. Ha quindi detto che il compagno era assente da tempo. Entrati nell'appartamento, i poliziotti in breve tempo hanno scoperto la stanza dove si era nascosto il 62enne. Lo hanno arrestato e portato in questura e infine alla casa circondariale del Papa di Vicenza. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Vicenza per favoreggiamento personale. Purtroppo non si ferma la violenza contro le donne, c'è stato un altro femminicidio oggi, non in Veneto, ma insomma è una strage senza fine. E proprio per contrastare la violenza alle donne è stata presentata in prefettura a Vicenza una sensibilizzazione, una iniziativa per sensibilizzare gli studenti. Vediamo.
Violenza sulle donne che anche nel Vicentino registra un trend crescente. Basti pensare che in provincia, solo nel periodo estivo, l'Arma dei Carabinieri ha ricevuto denunce per 31 reati ricadenti nella violenza di genere, relativi in particolare ai maltrattamenti in famiglia. Da qui l'importanza, secondo me, della rete interistituzionale, di tutti coloro che sono sottoscrittori di un protocollo che nasce nel 2022, che ha dato fortissimi risultati sul territorio. Bisogna sempre insistere invece sulle strutture, centri antiviolenza, poi le case rifugio, quindi che secondo me sono i punti di riferimento per le vittime. Al fine di promuovere il contrasto alla violenza contro le donne e sensibilizzare la platea di giovani e studenti, al Liceo Pigafetta si è svolta la presentazione dei 3 videoclip realizzati dalla Rete per il contrasto alla violenza contro le donne nell'ambito territoriale dell'azienda Ulsotto Berica, che narrano di episodi di violenza in 3 contesti diversi: il posto di lavoro, il luogo pubblico e la casa, e hanno l'obiettivo di diffondere, anche attraverso i canali social, la cultura del contrasto alla violenza di genere. Da anni, già con l'avvio e la firma del protocollo nel febbraio del 2022, abbiamo iniziato tutta una serie di attività formative per i ragazzi, una serie di conferenze tenute dai soggetti firmatari del protocollo all'interno degli istituti scolastici di secondo grado della provincia, e oggi andiamo a presentare questo progetto video che comunque non è destinato solo ai ragazzi ma all'intera cittadinanza. Passiamo al degrado e alla lotta contro il degrado in quasi tutte le città del Veneto. C'è stato un blitz della polizia nell'area dell'ex caserma Prandina a Padova. Sentiamo. Bivacchi all'interno degli ex locali della caserma Prandina, una situazione di degrado segnalata da tempo. Nei giorni scorsi le volanti della questura e i poliziotti di quartiere hanno controllato più volte l'area. All'interno di alcune stanze sono stati ritrovati 8 extracomunitari, di cui 2 minori privi di documento, che sono stati accompagnati in questura per le procedure di identificazione e denunciati per invasione di suolo pubblico. Dopo i controlli per 5 di loro è scattata l'espulsione. 2 tunisini di 21 e 37 anni con precedenti per droga sono risultati irregolari e sono stati accompagnati ai centri per il rimpatrio di Gorizia e Roma. Per altri 3 stranieri, sempre con precedenti per sostanze stupefacenti, è stato emesso l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. Nel corso dei controlli sono state sequestrate alcune dosi di cocaina. I 2 minorenni invece sono stati affidati ai servizi sociali del comune di Padova e poi trasferiti in comunità. Andiamo adesso in diretta da Lucio Zanato a Riese Pio X per la presentazione del museo virtuale del Papa Pio X. A te la linea, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Venezia. Mi trovo, come vedete, alle nostre spalle con l'assessore Ombretta Basso Villa Egher, ovvero il municipio di Riese, dove è stato presentato, diciamo così, sono stati presentati tutta una serie di iniziative in attesa dell'arrivo del corpo di Pio X, che sarà, lo ricordiamo, sabato 7 ottobre proprio qui a Riese, mentre il 6 arriverà invece in Duomo a Treviso, e noi seguiremo ogni passo di questo evento straordinario per la storia, ma soprattutto per la fede dei trevigiani e non solo. Assessore, tra l'altro assessore al turismo, oggi c'è stata una presentazione davvero particolare, perché c'è la possibilità di poter vedere il museo, la casa di Pio X, anche a distanza da tutto il mondo, insomma. Esattamente. È stato presentato oggi il Virtual Tour, che permette anche a coloro che ovviamente non sono qui di Riese, che non possono venire a visitare la casa natale e il museo di Pio X e i luoghi di Pio X, di vedere esattamente l'interno della casa natale. È un progetto innovativo, perché permette di unire la tradizione, quello che concretamente abbiamo da mostrare, anche alla realtà aumentata, quindi davvero un qualcosa di interessante. Ovviamente non abbiamo inserito tutto non si può vedere, perché noi vi aspettiamo qui fisicamente, avremo piacere di farvi vedere quello che davvero abbiamo qui. Attraverso però questo Virtual Tour è possibile anche vedere, oltre a quanto c'è qui a Riese, ed è interessante, anche quello che c'è nel territorio, quindi per esempio un collegamento con Possagno, con Asolo, con Cimagrappa, e quindi un po' tutto quello che il territorio ha da offrire. Ecco, noi abbiamo convocato l'assessore al turismo perché ci stiamo chiedendo
quanta presenza vi aspettate con l'arrivo di Pio X? Ecco, noi aspettiamo diverse migliaia di persone, decine di migliaia. C'è la possibilità di prenotare la visita, però noi aspettiamo anche buona fetta di persone che arrivano qui e che andranno a visitare la casetta, il santuario e soprattutto il corpo di Pio X senza alcuna prenotazione. E anche quelli per noi sono i benvenuti. Penso che saranno la maggior parte. Ecco, quindi grande presenza prevista, quindi un momento di fede ma anche un momento di turismo per imparare a conoscere questo territorio. Tra l'altro tante iniziative che noi stiamo seguendo e che porteranno avanti fino proprio all'arrivo del corpo, una in particolare già domani mattina, e devo dire una iniziativa veramente di movimento, vero? Esattamente, perché domani mattina partiamo da qui alle ore 7 oppure alle 8:30 da Malga Campocroce e saliamo a piedi in cima a Grappa. Sarà una salita guidata, una visita guidata, e ripercorreremo la salita che Pio X ha fatto a dorso di un asino. E ci collegheremo anche volendo al nostro appena avuto Palio dei Mussi. Mi ha ricordato proprio questo, cioè qui sono conosciuti per appunto gli asini, e quell'asina che ha portato l'allora patriarca di Venezia Giuseppe Sato proprio alla Madonnina del Grappa. Esatto. Diciamo anche un'altra cosa, che ci sono molte altre iniziative per le persone, per gli adulti, per gli anziani, ma ci sono iniziative anche per i giovani. Ad esempio domenica pomeriggio alle 17 al Palazzo della Luce, all'interno del Comic Book Festival, addirittura c'è un fumetto dedicato a Pio X. Come mai avete pensato a questa iniziativa? Perché noi vogliamo che la figura di Pio X sia chiara e che le caratteristiche di Pio X, il suo modo di essere semplice, un prete di campagna, un prete anche a contatto con la gente, interessato per esempio agli emigranti, all'ambiente, possa essere, diciamo così, veicolato, possa essere compreso anche dalle giovani generazioni. Quindi un fumetto, perché no, anziché un testo di più facile lettura, per essere compreso anche da chi magari ha meno voglia di stare sui libri. Direttore, insomma, un Pio X che molti pensano un restauratore, una figura del passato, mai così presente e anche futuro tra appunto realtà virtuale e fumetti. A te la linea, sei delle domande. Grazie Lucio, grazie, ottimo così, grazie a te, alla tua ospite, ed è importantissima la comunicazione in eventi importanti come questi. Avete sentito da Lucio quanto si sta dando da fare anche il comune di Riese Pio X per rendere queste celebrazioni il più conosciute possibile, e la pubblicità la fa da padrone oggi anche a livello dei contraccolpi sociali, perché questo spot dell'Esselunga di cui si parla in continuazione ha aperto una breccia nel problema delle famiglie, della separazione dei coniugi. Vediamo lo spot e poi sentiamo cosa dicono i mestrini che ha intervistato questa mattina Ilaria Marchiori. Vediamo. Emma? Scusate, avete visto una bimba piccola? No, mi spiace. Emma, ma ti sembra che scappi via così? Vuoi una pesca? Va bene, prendiamo la pesca, ma non devi farlo mai più, ok? Andiamo. La maestra mi ha detto che oggi hai fatto un disegno bellissimo, vero? Hai fatto le stelle marine, c'erano pesci, un castello tutto verde. Mi stai ascoltando? Emma, c'è papà. Io ti chiamo questa sera, va bene? Vieni qui. Bene? Ok. Vieni questo? Che fai?
Questa te la manda la mamma. Me la manda la mamma. Mi piacciono le pesche. Allora dopo chiamo la mamma per ringraziarla, ok? Allora, questo spot in maniera del tutto inattesa ha suscitato reazioni favorevoli, contrarie, polemiche. C'è chi ha detto che è uno spot che in pratica auspica l'unità delle famiglie contro le separazioni, contro i divorzi, e quindi le famiglie, le coppie di fatto, le famiglie arcobaleno hanno protestato. Insomma, è successo un polverone, e allora stamattina Ilaria Marchiori è andata a sentire i mestrini anche sulla questione delle separazioni. Vediamo. Voi avete visto lo spot dell'Esselunga di cui si sta tanto discutendo? Lei cosa ne pensa? Va bene, è una bella cosa. Basta, non dico altro. Ho sentito che la sinistra trova cavilli dappertutto, ma per me cos'è questo? Quello spot della pesca, Ah, per me va bene, è un bello spot. Ma non trovo niente di strano. Cioè, No, si è fatto bene, prende quello che c'è oggi. Cioè, è la realtà delle cose, non è che ha inventato una roba che non esiste. No, ha inventato una cosa, ha fatto uno spot per specificare tutte queste cose qua. Quindi secondo lei queste polemiche sono inutili? Inutile, sia a sinistra che non a sinistra, guarda anche quante volte vai al bagno, scusa se che ti ho detto. Mi sembra uno spot molto carino, molto dolce, tutta questa polemica mi sembra abbastanza ridicola. In realtà non c'è nulla di così strano in uno spot semplicissimo. Ritengo che a volte vengano sollevate delle polemiche anche sterili, inutili. Cioè, ormai le famiglie si sa che sono di tutti i tipi e di tutti i colori. Siamo nel 2023, purtroppo le coppie si separano e quindi purtroppo i bimbi ne vanno di mezzo. Ed è logico che vogliano riallacciare e che i genitori riallacino i rapporti tra di loro. Però non sempre è così. Io sono d'accordo con quello che è finalmente uno spot carino rispetto a tutti gli spot violenti che ci sono in giro, almeno è qualcosa che una bambina ti fa tenerezza e comunque fa capire che i genitori devono voler bene, perché un bambino si sente sempre responsabile, secondo me pensa di essere il bambino che ha causato la separazione dei genitori. In realtà non è così. Due genitori che sono separati, guarda caso il bambino cerca di unirli e sì, mi piace, dai, non ci trovo niente di strano. Ci sono tanti di quei problemi in Italia che quella è l'ultima cosa, fanno la reclama, basta, fine. Poi uno se lavora e l'accetta, se no non hanno altro da pensare, vogliono distoglierci da cose più importanti per quello, questo è quello. Basta, che la smettano, che siano più seri, che facciano proposte più tangibili, più serie. A Vox Populi vanno sempre ascoltati i cittadini, è davvero uno spettacolo delle volte, no? Le reazioni, le dichiarazioni, le espressioni, le risate, insomma davvero. Quindi grazie Ilaria Marchiori per questo servizio. Oltretutto io trovo che sia uno spot fatto molto bene tecnicamente e non va su questioni di lana caprina. Ci sono spot davvero incomprensibili, credo anche inutili, mentre questo ha colpito nel segno ed è fatto come Dio comanda, si usa dire. Allora torniamo purtroppo alla cronaca nera, perché ce n'è sempre tantissima. Duetti di droga sequestrata dalle Fiamme Gialle e un giovane trevigiano arrestato. L'arresto di un 23enne di Treviso, 17 segnalazioni e oltre 190 grammi di droga sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, anche con l'aiuto dei cani antidroga, nel mese di settembre. Obiettivo, oltre a combattere il consumo, anche quello di intercettare i corrieri che riforniscono le piazze padovane.
Controlli conclusi con l'arresto di un 23enne trevigiano e la segnalazione di altre 17 persone alle prefetture per uso personale. Alla stanga è stato individuato il ragazzo che, appena visto i finanzieri, ha tentato di gettare cocaina e pastiglie di droga sintetica. Altre dosi di cocaina e marijuana sono state trovate a casa del giovane, oltre a un bilancino di precisione e denaro contante, segno dell'attività di spaccio. Nel corso di ulteriori controlli, i finanzieri hanno trovato altra droga tra le siepi e addosso ad altre persone, per un totale di quasi 2 etti di stupefacente tra cocaina, marijuana, chetamina e hashish. Servizio di Federico Fusetti, vediamo la prima pagina della Tribuna di Treviso. Lavoro nero, la Will, nelle vigne trevigiane è tornata la schiavitù. Allarme dopo le operazioni dei carabinieri che hanno scoperto anche lavoratori italiani e stranieri lasciati completamente in nero. Fraioli dice: senza contratti, senza sicurezza, in alloggi invivibili, il caporalato dilaga, dobbiamo fermare questa vergogna, lo dice il sindacalista Fraioli. Carceri, oggi il sottosegretario alla giustizia, senatore Andrea Ostellari, ha incontrato i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria per presentare la nuova circolare sul trasferimento dei detenuti violenti. Da oggi il detenuto violento che aggredisce il personale interno ai nostri istituti penitenziari sarà trasferito subito anche fuori regione. C'era stato chiesto anche dai sindacati, lo abbiamo fatto. Inoltre abbiamo richiesto l'applicazione per tutto il territorio nazionale della circolare sulla media sicurezza. Il detenuto o partecipa a attività trattamentali, altrimenti rimane chiuso in cella. Allora, un fatto accaduto questa mattina a Venezia, vicino alla stazione. 2 attivisti di Extinction Rebellion sono saliti con una scala sul balcone di Palazzo Grandi Stazioni, che è la sede della Regione Veneto vicino alla stazione di Santa Lucia, e hanno fissato sopra l'ingresso uno striscione che recita: piano siccità, temo la Regione anche quando porta doni. Vediamo le immagini. Si sono poi legati al balcone, da lì hanno pronunciato un discorso ai cittadini. Nel piazzale sottostante è stato montato un cavallo di Troia in cartapesta. L'azione di oggi denuncia simbolicamente, dicono, come il piano di contrasto all'emergenza siccità della Regione del Veneto sia similmente al cavallo di Troia un'arma pericolosa. Sentiamo le loro grida. La crisi climatica e le sue cause. Il piano siccità è un cavallo di Troia. La politica ci illude. Che i problemi si risolvano. Senza cambiamenti urgenti e drastici. Questo è devo dire, un cavallo di Troia a Venezia. Abbiamo visto di tutto, proprio il cavallo di Troia fatto e finito ancora noi. Adesso andiamo sulla cronaca giudiziaria, vediamo una questione che riguarda una persona scivolata e una farmacia denunciata. Vediamo. Il cliente scivola all'ingresso della farmacia e il titolare finisce in tribunale. È accaduto in provincia di Padova, dove un radiologo 60enne è entrato in negozio per acquistare dei medicinali, ma all'uscita, complice la pioggia, il pavimento scivoloso e l'ingresso bagnato anche per la presenza di ombrelli, l'uomo scivola, cade e riporta alla lussazione della spalla una frattura. Passa il tempo, ma il radiologo riporta una lesione permanente e fatica a lavorare, a fare certi movimenti. Parte così l'iter giudiziario, entrano in scena gli avvocati e scatta la denuncia per lesioni colpose aggravate dalla mancata osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni. Il farmacista, infatti, avrebbe dovuto garantire la sicurezza dell'ingresso, ad esempio con strisce adesive antiscivolamento, provvedimento preso solo dopo l'incidente. Si torna in aula il 2 novembre con l'avvocato del radiologo che chiede che la vicenda sia inquadrata come infortunio sul lavoro. Parliamo di autisti di mezzi pubblici quando vengono aggrediti, o anche per la mancanza di autisti, non se ne trovano, ce ne sono pochissimi. Questo invece è il caso di autisti in subappalto sorpresi a dormire all'interno dei mezzi. Ma ieri, oltre a tutto quello che abbiamo visto in questi giorni,
si sono presentate anche i lavoratori con una ventina di dimissioni, cioè lavoratori che si sono licenziati perché vanno a lavorare da un'altra parte. La situazione di Bus Italia Veneto si aggrava, la notizia delle dimissioni segue quella della scoperta di alcuni autisti di una delle cooperative che ha in subappalto le corse intenti a dormire all'interno dei mezzi perché non gli viene fornito un alloggio. Di giorno poi, venendo da fuori città, si trovano a viaggiare su strade che non conoscono. Noi siamo veramente disperati da un certo punto di vista, perché la situazione è talmente difficile da risolvere che non so quanto ne risentirà poi il trasporto pubblico a Padova. Questa è la cosa che ci interessa di più. Certamente fare un appalto a una cooperativa così come è stato fatto, senza aver prima fatto un minimo di formazione, un minimo di presidio del territorio, porta a queste situazioni, porta a lavoratori che sono costretti a dormire negli autobus, porta a lavoratori che non conoscendo i percorsi si perdono nelle campagne padovane. Intanto ieri c'è stato un nuovo incontro tra Comune di Padova, provincia e vertici di Bus Italia per continuare il confronto sul trasporto pubblico locale. Il bilancio dell'azienda di trasporti si conferma critico e in rosso anche per il 2023. O il governo e la regione ci mettono mano e quindi da questo punto di vista si mette mano a quelli che sono i salari di questi lavoratori e si mette mano anche al fatto che non è sufficiente un bonus di 60 euro ogni tanto per il trasporto pubblico, perché come in altre nazioni o il trasporto viene incentivato e quindi se ne ha poi un ritorno in termini di salute e di qualità della vita, oppure diventa difficile. Aperti sul litorale del Veneto, a Jesolo tasso di occupazione fino all'80%, prezzi pari o superiori a fine settembre, garantiti ancora 10.000 ombrelloni. Il turismo ha vissuto una crisi gravissima durante la pandemia, adesso si sta riprendendo ampiamente. Il titolo che vi ho fatto vedere prima riguardava il lavoro in nero nelle vigne del Trevigiano. Vediamo il servizio di Lina Paronetto. 10 lavoratori completamente in nero impiegati nella vendemmia. Accade sulle colline patrimonio dell'umanità tra i filari del Prosecco di OCG Valdobbiadene Superiore di Cartizze, dove gli uomini della Guardia di Finanza di Treviso, nell'ambito dell'attività di contrasto all'impiego irregolare di manodopera, hanno notato in un vigneto diverse persone alle prese con la raccolta dell'uva. Sono scattati degli accertamenti di polizia economico-finanziaria nei confronti dell'azienda agricola titolare dell'appezzamento di terreno, in seguito ai quali è emerso appunto l'impiego di ben 10 lavoratori per i quali erano state omesse le comunicazioni obbligatorie di assunzione, circostanza per la quale sono previste sanzioni amministrative anche oltre i 15.000 euro. Non basta. A fronte dell'elevato numero di lavoratori impiegati in nero, la posizione del datore di lavoro è stata segnalata all'ispettorato territoriale, che deciderà ora in merito alla sospensione dell'attività imprenditoriale. Quello della finanza è solo l'ultimo controllo in ordine di tempo nell'ambito dell'impiego di lavoratori generalmente stranieri nel settore agricolo, dove in determinati periodi dell'anno, come questo, quello della vendemmia, si registra un'elevata concentrazione di manodopera nelle campagne, non sempre in regola. Ed erano braccianti nei vigneti i lavoratori regolari e non, che sono stati scoperti a dormire in un edificio di Nerbon di San Biagio di Callalta in condizioni igienico-sanitarie deprecabili. Vediamo cosa è successo. Presso un'abitazione a Nerbon di San Biagio di Callalta abbiamo trovato la presenza di 26 cittadini stranieri di nazionalità pakistana, afghana ed indiana. 5 di questi sono risultati essere completamente privi di documenti e privi di permesso di soggiorno. 26 tra pakistani, afghani, indiani ammassati nelle stanze di un'abitazione a 2 piani di via Gorizia a Nerbon, ma anche in garage e in un ex ricovero per animali. Il blitz da parte di 6 agenti della polizia locale di San Biagio di Callalta all'alba. Italiano il proprietario della casa, affittata a un soggetto pakistano. 10 sulla carta i residenti, quasi il triplo i soggetti trovati lì a dormire. E abbiamo rilevato anche delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile molto precarie. Pertanto si provvederà anche per la sistemazione poi dell'abitazione
e dove cercheremo anche di coinvolgere sia il proprietario che il locatario dell'immobile. I 5 giovani, tutti maggiorenni, privi di documenti, sono stati fotosegnalati al comando e poi tramite la questura verranno espulsi dal territorio. Non è la prima volta che la polizia locale verifica le presenze in quell'immobile situato ai confini tra San Biagio e Silea, a pochi passi dalla Treviso Mare e dal casello autostradale di Treviso Sud. Una struttura di transito, di certo un tetto sulla testa anche di lavoratori stranieri con regolare contratto che non hanno o non trovano un alloggio in affitto. Probabilmente si tratta di lavoratori agricoli impegnati proprio nelle campagne della zona. Infatti un mezzo era già stato fermato da una nostra pattuglia alle 5:30 questa mattina di rientro perché aveva già fatto un trasporto di persone verso le campagne dove lavorano. Proprietario di casa e locatario sono stati contattati e si sono impegnati a ripristinare l'immobile dal punto di vista igienico-sanitario. Rischiano al momento sanzioni legate alla mancata denuncia di ospitalità degli stranieri sorpresi in casa, ma ulteriori approfondimenti dovranno chiarire anche se, legati agli occupanti della struttura, si siano verificati casi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o di sfruttamento. Io non posso far altro che complimentarmi con il nostro comando di polizia locale. È stata fondamentale anche la segnalazione da parte dei cittadini e questo fa capire quanto importante sia la collaborazione tra la polizia locale, le forze dell'ordine e anche i cittadini del territorio. Nei giorni scorsi la polizia locale di Macerata sul Piave ha scoperto in un'abitazione isolata un dormitorio per stranieri con oltre 30 posti letto destinato a lavoratori stagionali impegnati nel settore agricolo. L'edificio poteva ospitare al massimo 6 persone, 16 invece i cittadini stranieri identificati all'interno dell'immobile. Il blitz in una mattinata piovosa, così da trovare all'interno il maggior numero di persone. Proprietario di casa, un pakistano che ospitava connazionali e indiani. Gli è stata contestata la mancata comunicazione di ospitalità, 16 verbali amministrativi con sanzione complessiva di oltre 5.000 euro. Nessun clandestino tra gli stranieri identificati. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte della questura e dell'ispettorato del lavoro. C'è stata un'aggressione dopo una lite nella via principale di Castelfranco Veneto, colpito violentemente alla testa con un sanpietrino un 37enne di origine marocchina. Prima la lite, poi l'urlo e un uomo a terra con una profonda ferita alla testa. La violenza scatta poco dopo l'1 di notte a Castelfranco, lungo la centralissima via Preti, a poca distanza dal municipio. Un acceso diverbio nato da futili motivi tra due uomini di 41 e 37 anni di origine marocchina e sfociato in un'aggressione che avrebbe potuto avere esiti drammatici. Il 41enne, in uno stato di alterazione psicofisica, ad un certo punto ha infatti afferrato un sanpietrino e lo ha scagliato con violenza contro il 37enne, colpendolo al capo. Le grida e la concitazione del momento hanno fatto scattare l'allarme e l'arrivo dei carabinieri e del SUEM. Il 37enne colpito alla testa è stato portato in ospedale, 10 i giorni di prognosi a causa delle ferite. Il suo aggressore è stato bloccato e identificato. Entrambi i soggetti sono già noti alle forze dell'ordine. Alla scena avrebbero assistito anche un paio di conoscenti dei due, a carico dei quali però non è emerso alcun coinvolgimento. Un plauso alle forze dell'ordine, commenta il primo cittadino, che però avverte. L'attenzione bisogna tenerla alta, la rete tra le forze di polizia e le istituzioni c'è e funziona, bisogna tenere alta la guardia. I cittadini sono esigenti ed è bene che sia così, perché significa che funziona anche la rete delle segnalazioni da parte dei cittadini. E questo era Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco. Ancora vandalismi, mozziconi, sporcizia, scritte sul ponte degli Alpini a Bassano del Grappa. Sentiamo Alex Giuliano. Niente da fare, anche se ci sarebbe tanto da fare, sì, perché gli atti vandalici sul ponte vecchio di Bassano continuano. Proprio stamattina un nostro telespettatore ci contatta per segnalare l'ennesimo episodio di inciviltà. Sulla balaustra del Monumento Nazionale ecco appiccicata una gomma da masticare ben spalmata sul legno, danneggiandone l'immagine e la vernice. Ma come se non bastasse, ecco spuntare mozziconi di sigarette incastrati nelle crepe del legno insieme ai vecchi cucchiaini di plastica e ai fazzoletti sporchi.
e poi liquori rovesciati sul pavimento e sulla base delle colonne, perché rendere appiccicose solo le balaustre evidentemente non era abbastanza incivile. E così tornano alla mente le parole del vice sindaco Andrea Zonta, che ai nostri microfoni aveva promesso più telecamere e sanzioni più severe, anche perché, lo ricordiamo, chi paga i vari restauri del Ponte Vecchio sono i cittadini. Qualora servisse, come testimone oculare ci sarebbe lui, il ragno del ponte, che con la sua tela è lì da mesi, infastidito un po' dai flash dei tanti turisti che lo fotografano, cose che capitano quando una star va in declino come il Ponte Vecchio, e così si finisce col ripiegare sulla celebrità effimera, quella che dura poco, anche se a pensarci bene 4 mesi su una ragnatela in bella vista non sono poi così pochi. E vabbè, intervisteremo, Alex Giuliano andrà a intervistare anche il ragno sul ponte. Torniamo spesso lì perché davvero è gravissimo che dopo tutto quello che è stato fatto, restauri, pulizie eccetera, ci sia ancora chi va a lordare questo capolavoro di Bassano del Grappa. Torna di scena Fabrizio Cappelletto, sedicente medico pluricondannato, che stavolta propone cure di purificazione dai vaccini. L'accusa è arrivata da Striscia la Notizia, ma per capire di più siamo andati a cercarlo a Padernello di Paese. E guardate come è andata a finire con Lucio Zanato. Vediamo. Buongiorno. Sono di Antena 3, volevo parlare con il signor Cappelletto. Non so se ce l'ho qua. Quando siamo arrivati per sentire la sua difesa si è fatto negare dalla segretaria. Eppure le accuse lanciate mediaticamente da Striscia la Notizia non lascerebbero dubbi sulla truffa perpetrata a 2 finti pazienti da Fabrizio Cappelletto, 63 anni, montebellunese, sedicente medico che sui profili social si definisce naturopata presso l'azienda Atena, con sede tra questi capannoni di via Tiziano nella zona industriale di Padernello di Paese. Qui spaccerebbe cure di purificazione dei vaccini con tanto di analisi del sangue al microscopio, con punzecchiatura sulle dita. Una cosa rafforzata dal passato di Cappelletto, a partire dai rifiuti tossici stoccati a Pernumia, con 3 anni di reclusione patteggiati, e continuata con la condanna a 3 mesi per esercizio abusivo di professione medica. Cappelletto per anni poi aveva aperto un negozio con prodotti sedicenti naturali in centro a Postioma, dove oggi l'abbiamo cercato, trovando però tutto chiuso, svuotato. Ci sarebbe piaciuto capire di più sulle sue teorie complottiste, sui microchip iniettati nel sangue con i vaccini, sugli uccelli migratori utilizzati dall'Ucraina per lo sterminio della Russia, raccontati ai 2 finti pazienti Mediaset, ma soprattutto sulla sua laurea in medicina naturale con il massimo dei voti presso una sedicente Harlington University. Ma la risposta a tutto questo è stata: se è possibile contattarlo in qualche maniera. Vediamo, adesso non ce l'ho qua in sede. Ho capito, perché io sono stato verso Postioma, però non trovo un numero di telefono, niente, trovo qualcosa? No, non ho niente, ho finito tutti i cartellini, mi dispiace, però sul sito in caso trova tutto. Va bene, la ringrazio. E questo era Lucio Zanato. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo ancora con Focus TG, notizie e corrispondenze da tutte le province del Veneto. A tra poco. E a 60 anni dal disastro del Vajont, i geologi a convegno per valutare la sostenibilità delle grandi opere, tanti rischi ancora oggi. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Sono con David Govoni, presidente della Federazione Europea dei Geologi. A Longarone oggi questo momento evento dei geologi in occasione del 60° anniversario del Vajont. Govoni è anche il secondo presidente italiano della federazione. Qual è il fulcro di questo evento oggi a Longarone?
Il motivo per cui sono qua è per testimoniare l'importanza della storia del Vajont anche al di là dei confini nazionali, quindi non solo in Italia, in Europa ma anche tutto il mondo. Ero 10 giorni fa negli Stati Uniti al congresso dei geologi americani e a un certo punto nel corso di un dibattito è emerso una sfida di conoscenza da parte del direttore generale dell'associazione e ha chiesto ai presenti: sapete qual è stato l'evento di tsunami in bacino artificiale più grande della storia? E con mia sorpresa tutti conoscevano la risposta, che è Italia, Vajont 1963. Un evento drammatico che resta nella memoria di tutti, voi l'avete studiato, noi ci ricordiamo proprio perché di questo si fa memoria, di tutti gli interventi e gli studi che vennero fatti all'epoca per capire anche la stratificazione del monte Toc che incombeva sul bacino. Sì, è una storia che sicuramente ha tanto di geologia e di professione ed è per questo che, come diceva, è impressa così tanto nella memoria collettiva della nostra categoria professionale. Questo secondo me si porta dietro un insegnamento e l'insegnamento che io ne traggo, che poi ognuno potrà trarre il proprio da questa memoria, è quello di una forte responsabilità professionale, sia per quanto riguarda la professione, ma anche una responsabilità come categoria professionale verso la società. E si è collegato con il convegno dei geologi il ministro Salvini. Sentiamo cosa ha detto. Il tema Vajont è una terra straordinaria in cui mi sono emozionato più volte fisicamente tra Erto, Casso, la visita anche alla struttura e a comunità che fra poco ricordano i 60 anni di quella tragedia, quindi seppur a distanza non potevo e non volevo mancare per offrirvi 2 o 3 punti di riflessione su come stiamo lavorando al Ministero più legato ovviamente ai temi di cui discutete oggi. Innanzitutto il nuovo codice degli appalti pubblici a cui abbiamo lavorato per mesi, che è entrato in vigore dal 1° di luglio, che è stato accompagnato anche da incontri con i geologi, che non ha bloccato opere e gare che sono a decine di migliaia, che ovviamente avrà bisogno di un tagliando a fine anno per verificare quello che funziona al meglio e quello che magari va rivisto, però diciamo che i primi 3 mesi di applicazione mi dicono che stiamo facendo perdere meno tempo ai professionisti, agli imprenditori e ai sindaci e le opere pubbliche viaggeranno più spedite. E poi il tema dell'acqua e delle grandi opere. Sto lavorando con la struttura tecnica di missione al Ministero per un piano nazionale idrico che sta raccogliendo segnalazioni, esigenze proposte da tutti i territori, da tutta Italia, per darci finalmente sul tema dell'acqua, dell'utilizzo dell'acqua, della salvaguardia del bene acqua e della distribuzione dell'acqua, obiettivi a medio e lungo termine senza inseguire l'emergenza settimanale, perché una settimana c'è la siccità e la settimana dopo c'è l'alluvione. Quindi stiamo pianificando, investendo anche una cifra intorno ai 3 miliardi di euro per ridurre la dispersione idrica. Abbiamo riattivato, fatto ripartire i lavori in alcune grandi dighe incompiute e in una di queste grandi dighe i lavori sono ripartiti dopo 26 anni di interruzione. Lavori, sono più di 500 le grandi dighe in Italia sotto il controllo del Ministero. Questo era il Ministro per le Infrastrutture Salvini, ovviamente preparativi per quanto si farà, la cerimonia per ricordare le oltre 2000 vittime del Vajont. Ci sarà soprattutto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il 9 ottobre. Noi seguiremo con le nostre reti in diretta tutto quello che accadrà sul luogo della tragedia di 60 anni fa. Intanto restiamo a Belluno. Tiene banco l'espulsione di Roberto Ferro e Francesco Lagrua, che avevano formato il gruppo consigliare indipendente chiamato Più Forti Insieme, via dal partito per decisione del tutore del Carroccio Paolo Tosato e non del segretario provinciale De Bernardin. Sentiamo Fabio Fioravanzi.
Roberto Ferro e Francesco Lagrua espulsi dalla Lega. Andrea De Bernardin, segretario bellunese del partito, glielo ha comunicato facendo seguito a quanto concordato con il senatore Paolo Tosato, inviato a Belluno come delegato della Lega. Io credo che la questione Belluno all'interno del gruppo Lega sia in realtà più semplice di quello che si vuol descrivere, nel senso che il legato esterno, tengo a dirlo, è stata una decisione condivisa fra me e Alberto Stefani in un'occasione di una telefonata dove ci siamo parlati del metodo migliore per affrontare la questione. A me sembrava buono che da fuori venisse una persona innanzitutto con una forte lunga militanza alle spalle, quindi una persona di esperienza che avesse un ruolo importante, e Paolo Tosato è un senatore, e che soprattutto non conoscesse le persone, non avesse amicizie, non condividesse questioni personali e non avesse soprattutto i retaggi delle vicende passate. Almeno apparentemente stupefatti i diretti interessati, che dato che la motivazione sarebbe l'aver costituito un nuovo gruppo in seno al Consiglio Comunale, rispondono che il gruppo è nato proprio per sostenere con forza le proposte originali della Lega, ritenute ampiamente disattese nel primo anno di amministrazione. Coerentemente al mandato, concludono i consiglieri, andremo avanti con le nostre proposte, confermando, come abbiamo ribadito al sindaco, e finché ne permarranno le condizioni, l'appoggio alla maggioranza. Personalmente mi tocca, perché ogni scissione non è una buona cosa, perché parte sempre da malumori. Io non entro su quello che sono le beghe di partito, penso che la maggioranza sia ben solida, e se questi consiglieri con un nuovo gruppo vogliono rimanere in maggioranza lo dimostreranno in campo. Purtroppo i salari sono sempre al palo, si tenta di tutto per migliorare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il taglio del cuneo fiscale è una delle misure, però ha parlato Landini, il segretario della CGIL a Venezia, della situazione dei lavoratori della cultura. Sentiamo cosa ha detto. Anche il segretario della CGIL Maurizio Landini ha partecipato all'assemblea dei lavoratori della cultura veneziani, un'assemblea che ha come obiettivo la mobilitazione nazionale del 7 ottobre a Roma, con un centinaio di associazioni veneziane che chiedono un cambio di passo al governo su salari, pensioni e diritti sociali, e con un occhio di riguardo per i giovani costretti spesso ad andarsene. Credo che questa sia un'altra cosa non accettabile, e c'è una domanda, io credo, molto profonda, soprattutto delle nuove generazioni, di potersi realizzare nel lavoro che fanno, e quindi basta precarietà. Non è accettabile che la maggioranza dei nostri giovani se ne debba andare all'estero perché qui non trova le condizioni per potersi realizzare. Il rischio, dicono, è che una visione miope si fermi alla bellezza della città senza investire sulla produzione culturale. A questo si aggiunge la necessità di aumentare i salari di questo settore e di dare stabilità occupazionale, magari con una riforma fiscale che agevoli. Ci sono diritti fondamentali, penso alla sanità pubblica, al diritto all'istruzione, che oggi non sono assolutamente garantiti, anzi sono tagliati. Quindi c'è bisogno proprio di cambiare quadro, c'è bisogno di una riforma fiscale degna di questo nome che il governo non sta facendo, anzi sta andando avanti con condoni e premiando quelli che le tasse non le pagano. Inoltre la CGIL chiede di distribuire i profitti che si fanno in questo settore ai lavoratori che hanno retribuzioni basse, dai 700 ai 1400 euro, magari in enti e istituzioni che hanno incassato milioni di euro. Servizio di Federico Fosetti, abbiamo parlato di lavoro e di giovani ieri sera con le Miss Venice Beach e Miss Mondo, erano qui in studio a Focus, in particolare Elisa De Rossi, che è semifinalista al prossimo concorso di Miss Mondo nel 2024, ha lanciato un appello ai giovani per battere il disagio giovanile. Sentiamo cosa ha detto. È arrivata assolutamente inaspettata e che assolutamente non vedo come un traguardo, ma come un percorso di crescita, come abbiamo parlato prima con Antonella, che ringrazio infinitamente per la possibilità che mi sta dando di essere qui, e una possibilità di credere nei propri sogni, perché io credo soprattutto nel contesto sociale italiano, perché
ho comunque avuto una breve esperienza di vita all'estero, da sola, ho potuto vedere come comunque per i giovani è molto più difficile in Italia, è davvero più difficile. È importante dare supporto a questi giovani, è importante darci la possibilità di sognare, perché purtroppo per molti aspetti siamo spesso criticati come giovani che non hanno iniziativa, come giovani che non hanno voglia di fare. Io veramente colgo questa occasione per dire non è così. Siamo giovani che purtroppo, adesso non nel mio caso perché sono convinta di essere riuscita a reagire, ma molte volte siamo giovani che abbiamo perso la speranza di un futuro che ci faccia felici, che ci renda realizzati. Dobbiamo dare a noi giovani più coraggio, più responsabilità. Responsabilità perché negli altri paesi i giovani hanno potere nelle aziende, hanno voce nelle aziende, hanno possibilità di crescere. Perché in Italia no? Perché in Italia no? Perché è molto classista le aziende italiane non danno spazio ai giovani. In Italia è un buon lavoro, per cui ringraziare un indeterminato quando è di base l'indeterminato all'estero. In Italia non è scontato avere la pausa nell'orario corretto. Allora, questa era Elisa De Rossi, non Rossi, Elisa De Rossi, avete visto anche le altre partecipanti, di questo ed altro si è parlato. Voltiamo pagina, andiamo a Castello di Godego, dove in un bar c'è la crociata contro coloro che bestemmiano e chi sgarra deve pagare da 1 a 5 euro. Sentiamo Lucio Zanatto e Nicoletta Rizzetta. Ecco qua, anche noi abbiamo contribuito, una piccola bestemmia. L'improperio ovviamente non ve l'abbiamo fatto sentire, ma l'ammenda sì, a testimonianza del successo che sta riscuotendo l'iniziativa del Bar Sport di Castello di Godego, subito ribattezzato il Bar Antibestemmie. Come sta funzionando in questi giorni? Bene, sì, sono regolate, portano più rispetto. L'idea l'ha avuta la figlia dei gestori al ritorno dalle ferie in Sardegna. Io non bestemmio, però non mi piace neppure lavorare in un ambiente dove si fa uso di bestemmie in modo molto forte. Dito puntato in particolare su un classico delle osterie, il tavolo delle carte, dove basta sbagliare un asso, un re o calare bastoni quando si va a denari per sentire una sequela di blasfemie senza ritegno. Solo per dare un input e far sensibilizzare che comunque non ci sono solo loro al bar, ci siamo noi che lavoriamo e c'è altri clienti che entrano solo per rispetto. Il rispetto è in relazione a quello che pare proprio un peccato originale dei veneti, come ci racconta il signor Daniele, originario dalla Sardegna ma da un quarto di secolo dietro ad un bancone di Marca. I veneti, friulani e toscani. Avete questa nomea purtroppo negativa, ma non si fa neanche per cattiveria, è proprio nell'intercalare della lingua veneta che c'è questa. Anche i bambini ogni tanto dicono qualche bestemmia, quindi, ma perché sentono gli adulti e quindi di conseguenza. Parole che devono far riflettere anche se i clienti tendono a sdrammatizzare. Mi sa che molti lo devono evitare perché altrimenti ci lasciano lo stipendio. Ma è vero che lei ha pagato addirittura in anticipo? Sì, mi sono premunito per tempo perché sapevo già che ne tiravo una. Allora ho detto metto già l'euro, mi sono messo là fuori e dopo un po' è partita. Siccome prima si diceva che i bestemmiatori sono veneti, friulani e toscani, chi è il primo? Sono proclamatori, non sono bestemmiatori. Comunque il Veneto sempre avanti a tutti comunque. Che la cosa sia però davvero sentita dai veneti lo dimostra il telespettatore che al termine della nostra diretta di mezzogiorno ha cercato il numero del bar per rimarcare al gestore, pensate un po', la scritta sulla maglietta. Uno ha chiamato e ha detto che sto prendendo in giro il Veneto e tutti quanti perché ho questa maglietta e sta scritta qua "You can", che è una bestemmia secondo lui. You can count on me vuol dire puoi contare su di me, no? Non si capisce. Vabbè, comunque è una storia che è stata ripresa anche dai giornali nazionali. Andiamo a Venezia dove nonostante l'enorme flusso di
i visitatori, ad accogliere i passeggeri dei vaporetti che arrivano a Murano. Ci sono appena 2 servizi igienici pubblici e a sollevare la questione è stato il Movimento 5 Stelle. Nei periodi di maggiore afflusso turistico, migliaia di persone visitano quotidianamente Murano, arrivi ai quali a volte non corrispondono servizi adeguati. Non solo per l'assalto ai vaporetti, che può portare il trasporto pubblico al collasso. Le file di visitatori che dopo una lunga attesa sbarcano finalmente nell'isola, ad esempio, non hanno servizi igienici. Con i fondi del PNRR si potevano benissimo recuperare tutti questi spazi che tuttora sono inagibili e fare effettivamente dei bagni pubblici degni di questo nome. A Murano qui siamo a 50 metri dalla fermata Murano Faro e non abbiamo un servizio di WC. Stanno facendo il pontile nuovo e anche su quello non è previsto assolutamente il bagno. Sara Wiesmann, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Venezia, prende spunto dal dibattito che si era aperto in città sul posizionamento di 28 toilette chimiche a forma di edicola, che aveva suscitato perplessità sia dal punto di vista dell'impatto visivo che della spesa, anche perché, sostiene Wiesmann, le soluzioni alternative non mancano. Lo stabile del comune, in questo momento c'è una parte adibita a ricreativo per gli anziani, c'è un'associazione, poi c'è la biblioteca e c'è anche, ed è una buona cosa, che viene in patronato a dare assistenza a chi deve fare la denuncia di redditi. Ecco, però questa parte qui è dismessa. Questa parte qui è dismessa e c'è qualcosa di fortuna, ma è inagibile, qui non ci dovrebbe stare nessuno. E ripeto, con dei fondi adibiti proprio alla rigenerazione si poteva fare molto. Pochi bagni pubblici anche in centro storico a Venezia, a dire la verità, e baristi assediati da persone che hanno bisogno di utilizzare la toilette. Restiamo a Venezia perché ci sono oltre 100 espositori provenienti da tutte le regioni per la prima edizione del Salone dell'Alto Artigianato che si sta svolgendo all'Arsenale. L'evento durerà fino a domenica. Sentiamo Ilaria Marchiori. Dopo il Salone Nautico qui all'Arsenale di Venezia, la prima edizione del Salone dell'Alto Artigianato. Questa mattina il taglio del nastro alla presenza del sindaco Brugnaro e del ministro Casellati, insieme all'assessore regionale Marcato. Una 4 giorni che celebra l'arte e l'artigianato italiano nel cuore della laguna, culla di antichi mestieri tramandati nei secoli. E qual è il luogo migliore per rappresentarlo? Con le sue perle, il vetro di Murano, i merletti, le maschere. Oltre 100 espositori provenienti da tutte le regioni a testimoniare gli antichi mestieri e le lavorazioni. Un modo, evidenzia il sindaco, anche per attrarre le nuove generazioni in città. Qui trova spazio proprio tutto l'artigianato italiano, quello di grande classe. E allora con queste funzioni, l'Arsenale era proprio un luogo di produzione di questo, possiamo immaginare poi che ci sia anche un ripopolamento dei centri. È un tema: per ripopolare le città ci bisogna riportare il lavoro, la cultura, la scuola, l'università, ma anche poi il lavoro successivo. E allora io mi auguro che ci siano tanti che magari, copiando da loro, vedendo anche i successi economici che si possono ottenere con un artigianato di questo livello, però bisogna essere bravi. Bisogna essere fantasiosi, bisogna essere lavoratori, bisogna essere capaci di avere manualità, e questo fa sì che tanti giovani magari scelgono anche scuole più tecniche dove si va a toccare le cose con mano. Ma l'artigianato ha un grande nemico, la burocrazia. Ho cominciato proprio dagli artigiani e per semplificare alcune comunicazioni che c'erano divisioni, adesso diventa troppo tecnico, per cui proprio per cercare di agevolare quel saper fare che loro hanno dimostrato nei secoli, perché non dimentichiamo mai che gli artigiani sono quelli che hanno raccontato attraverso le loro opere i territori. E la loro storia, come racconta uno degli ultimi artigiani rimasti in città. La mia specialità è trasformare il legno in qualcosa che può produrre musica. Credo e a fare festività del fatto di essere l'ultimo. Bene, viva gli artigiani, e sperando anche che scenda la pressione fiscale, perché si dice che gli artigiani non hanno manodopera, non hanno sostegni, poi se potessero pagare meno tasse le cose andrebbero molto meglio, soprattutto qui in Veneto. Pensate che ci sono migliaia di aziende artigiane che oggi stanno facendo molta fatica. Andiamo
Andiamo in pubblicità, altri 2 minuti e poi torniamo subito con Focus TG. Manca solo l'ufficialità, ma il Giro d'Italia potrebbe tornare l'anno prossimo a Padova. Un'attesa lunga, 24 anni per gli appassionati di ciclismo padovano. Il Giro d'Italia torna nella città del Santo. Prato della Valle è pronto ad ospitare la volata per l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia. Manca solo l'ufficialità, ma sembra che ormai sia fatta. La data potrebbe essere quella del 23 maggio, con partenza da Trento e passaggio per i Colli Euganei. I dettagli saranno svelati il prossimo 13 ottobre, quando verrà presentato a Trento il percorso ufficiale per la gara rosa del 2024. A Padova il Giro d'Italia manca da più di 20 anni. L'ultima volta che la città del Santo ospitò l'arrivo della gara rosa era il 2000, tappa vinta dal lombardo Ivan 40. Il primo a sperare e ad essere ottimista è l'assessore allo sport Diego Bonavina, che da anni sta lavorando per riportare il Giro d'Italia in città. Facile ipotizzare che anche questa volta possa essere una tappa per velocisti, con l'arrivo in piano nella storica piazza padovana, pronta a tingersi di rosa. Andare al lavoro pedalando in bicicletta, ottenendo degli ecopunti che poi vengono trasformati in buoni spesa. Un'idea che sta avendo successo a Carmignano di Brenta. A piedi o in bici senza inquinare per compiere i percorsi casa-lavoro-casa o casa-bus per la scuola a casa. Al via dal 3 ottobre a Carmignano di Brenta il progetto Bike to Work. Attraverso l'app Ecoattivi i cittadini potranno accumulare ecopunti che si potranno trasformare in buoni acquisto presso i negozi del comune aderenti all'iniziativa. Per ogni chilometro percorso a emissioni zero si otterranno 20 ecopunti pari a 25 centesimi di euro per un tetto massimo di 2,50 euro al giorno e 300 euro all'anno fino a esaurimento fondi. L'amministrazione comunale ha investito per questa progettualità un importo pari di 15.000 euro che avrà una ricaduta principalmente nelle piccole e medie strutture commerciali del comune di Carmignano di Brenta. Il progetto Bike to Work è un progetto che abbiamo voluto fortemente presentare in questa settimana, che è la settimana europea dedicata allo sport, ed è un progetto che non solo promuove lo stile di vita sano, ma mette insieme anche altre tematiche come quelle della sostenibilità ambientale, della mobilità sostenibile e il sostegno alle attività commerciali. Il progetto sarà presentato a tutti i cittadini lunedì 2 ottobre alle 20:45 nella sala consigliare del comune di Carmignano di Brenta. Servizio di Chiara Gaiani è tutto per oggi, ci vediamo stasera se lo vorrete a Focus alle 21:15. Grazie a Tony Esposito e a Francesca Pezzo in regia, buona giornata.